Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Muore schiacciato dalle lastre in una vetreria di San Giovanni La Punta, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro un immigrato del Congo, un altro dipendente è rimasto ferito. Favara si è fermata per dare l'ultimo saluto a Marianna Bello, la donna travolta alla furia dell'acqua e trovata dopo 18 giorni. Per alcuni una morte evitabile, la famiglia chiede l'apertura di un'inchiesta. Palermo urla no alla violenza dallo stadio Barbera, commoventi i cori e la foto di Paolo Taormina tra gli spalti mentre proseguono le indagini sull'omicidio del giovane. Le nuove alleanze mafiose nel Ragusano tra Sicilia e Albania, secondo il giornalista Beppe Bascetto, su il collegamento tra il sequestro lampo del 17enne di Vittoria e l'arresto del boss Gianfranco Stracquadani. A Catania il quartiere della doppia faccia, da una parte esplosi diversi colpi vicino all'ex palazzo di cemento di Librino, dall'altra la bellezza della nuova installazione artistica di Antonio Presti. Calcio, sfuma il sorpasso per il Palermo, fermato in casa sul pari dalla capolista Modena. I rosanero restano comunque ancora imbattuti in campionato. Serie C, il Catania regala emozioni al Massimino con la bella e convincente vittoria contro la Salernitana. Rossazzurri a un punto dalla vetta con il Benevento nel mirino. Bentrovati. In apertura l'incidente sul lavoro avvenuto in provincia di Catania, a perdere la vita un 58enne originario del Congo, lavoratore occasionale presso una vetreria di San Giovanni La Punta, rimasto schiacciato dal cedimento di 2 pesanti lastre di vetro. L'ennesima morte bianca che non può essere derubricata a semplice statistica, denunciano i sindacati. Emanuela Corsi. Il corpo giace a terra a pochi passi dal camioncino. La vittima sarebbe rimasta schiacciata da 2 pesanti lastre di vetro cadute mentre stavano per essere caricate sul mezzo. È pesante il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto in questa vetreria a San Giovanni La Punta nel Catanese. Un operaio è morto, un altro è rimasto ferito. A perdere la vita è stato un 58enne originario del Congo, Romain Supasilang, impiegato come lavoratore occasionale. Da una prima ricostruzione sembra che durante le manovre di spostamento di 2 pesanti lastre di vetro che dovevano essere trasferite sul camion, il materiale abbia ceduto, schiacciando il 58enne. Romain è morto sul colpo. L'altro collega di 34 anni è rimasto ferito ed è stato trasferito al pronto soccorso del Policlinico di Catania e Nelli-Soccorso. Sul posto i carabinieri di Gravina e i tecnici dell'Ispettorato del Lavoro per accertare eventuali responsabilità e il rispetto delle norme di sicurezza. È il 15° caso di morte bianca dall'inizio del 2025 nel Catanese, un numero intollerabile che non può essere ridotto a semplice statistica, dicono la CGIL e la Filctem, che denunciano l'emergenza sicurezza nei luoghi di lavoro. L'UGL ribadisce la necessità di un impegno concreto e costante per garantire la sicurezza. Non possiamo continuare a indignarci per poi dimenticare, dice il segretario regionale Giuffrida. La Procura di Catania, assieme al pool coordinato dall'aggiunto Agata Santonocito, ha aperto un'inchiesta. Favara si è fermata per dare l'ultimo saluto a Marianna Bello, la giovane mamma di Favara dispersa nel nubifragio e trovata senza vita dopo 18 giorni di ricerche. La famiglia ha chiesto l'apertura di un'inchiesta. Davide Sardo. Favara ha dato l'ultimo commosso saluto a Marianna Bello, la giovane mamma di 38 anni travolta dalla furia dell'acqua il 1° ottobre scorso e trovata senza vita dopo oltre 2 settimane di ricerche. Nel giorno di lutto cittadino la Chiesa Madre ha accolto parenti, amici e tantissima gente. In prima fila il marito, le sorelle, il papà e la mamma di Marianna. Fra i presenti, oltre a tanti sindaci del territorio, anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, della protezione civile e dei vigili del fuoco, protagonisti delle lunghe operazioni di ricerca. La cerimonia è stata presieduta dall'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano. La vita non è tolta ma trasformata. Allora, se vogliamo la parola, ma che non è parola di uomini, è parola di Dio, e che anche la signora Marianna, che Marianna è stata trasfigurata e vive nella Pasqua eterna. All'uscita dalla chiesa il lancio di palloncini bianchi con la scritta Marianna vive. Accanto al dolore anche la consapevolezza che la comunità favarese non chiede solo conforto spirituale ma verità. La famiglia ha chiesto tramite il legale l'apertura di un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. Per questo ci sono le autorità competenti. La Procura di Agrigento ha avviato accertamenti per chiarire ogni aspetto della vicenda.
Zone rosse a Palermo, weekend in sicurezza nelle 3 aree del centro della città, vietate a denunciati e pregiudicati. Allo stadio Barbera il toccante ricordo di Paolo Taormina, ucciso con un colpo di pistola alla testa all'Olivella. Orazio Longo. Palermo dice no alla violenza, lo fa dallo stadio Barbera durante il prepartita della gara contro il Modena, con striscioni, cori e il volto di Paolo Taormina proiettato sugli spalti nel ricordo sottolineato dallo speaker, alla presenza dei familiari del 21enne ucciso pochi giorni fa con un colpo di pistola sparatogli in testa davanti a un pub all'Olivella, alla presenza di decine di persone. In carcere c'è il 28enne Gaetano Maranzano, reo confesso dell'omicidio, che però secondo gli inquirenti non avrebbe agito da solo. Altri 7 giovani, tutti del quartiere Zen, sono stati destinatari di perquisizioni. Alcuni di loro avrebbero mentito nelle deposizioni. Una denuncia è scattata per chi avrebbe aiutato Maranzano a scappare ospitandolo per qualche ora a casa, mentre un altro sarebbe indagato per avere schiaffeggiato uno dei clienti del pub, evento che potrebbe essere all'origine dei tragici fatti. Intanto è trascorso senza particolari criticità il primo weekend in attuazione dell'ordinanza prefettizia che ha imposto le zone rosse in 3 aree della città particolarmente frequentate durante la movida palermitana. La Vucceria, via Maqueda, Piazza Verdi, via Roma, l'intera area del Teatro Massimo e via Cavour, compresa l'Olivella, teatro dell'omicidio di Taormina. In queste zone le forze dell'ordine per i prossimi 3 mesi potranno allontanare senza ulteriori provvedimenti tutti coloro che impediscono il regolare svolgimento della quieta convivenza civile, facendo divieto agli stessi di ritornarvi. La misura riguarda anche i minori. Si ampliano le maglie del controllo cui possono essere sottoposti gli avventori delle zone in oggetto, in particolare per chi è destinatario di denunce o si accompagna chi conti precedenti per droga, rissa, lesioni, furto, rapine e altri reati specifici. Abbiamo sentito Peppe Bascetto, il giornalista che per primo ha raccontato l'alleanza tra Cosa Nostra ragusana e la mafia albanese, a lungo trascurata, fino al sequestro lampo del 17enne e l'arresto del boss Gianfranco Stracquadani. Veronica Barbarino. In quel territorio stava avvenendo qualcosa a cui nessuno pensava. Un'alleanza ibrida tra la mafia albanese e Cosa Nostra siciliana. Dal sequestro lampo a Vittoria all'arresto del boss Stracquadani, il giornalista antimafia Giuseppe Bascetto con nelle sue indagini parla delle nuove dinamiche mafiose nel Ragusano, dove la mafia albanese e il clan di Cosa Nostra hanno stretto alleanza. Ho ipotizzato subito che dietro il sequestro potesse esserci l'ombra della mafia albanese di Cosa Nostra per le modalità con cui è avvenuto, modalità e tecnica militare che assomigliavano molto a quelle che utilizzano i narcos colombiani, boliviani o messicani. E siccome la mafia albanese è in stretto contatto con questi cartelli della droga e ha mutuato da loro le modalità di esecuzione, la ferocia, ho subito pensato a questo. Dopo le sue dichiarazioni, la DDA di Catania ha preso in mano le indagini, colmando anni di vuoto investigativo. Un vuoto investigativo che dura da almeno 10 anni. Perché i primi arresti di albanesi nella provincia di Ragusa risalgono a 10 anni fa. Poi si sono susseguiti nel corso degli anni, abbiamo avuto le operazioni Camarina Drugs 1 e 2, abbiamo avuto altre operazioni di polizia, l'ultima nel 2019 dove sono stati arrestati Luz Indreu, Pandeli Prifti e Kutim Merakushi trovati con 50 kg di hashish e 1 chilo di cocaina, e quello che è mancato è inserire queste indagini in un quadro complessivo che spiegasse esattamente che cosa stava accadendo in quel momento e in quel territorio. Raccontare per non avere paura è il messaggio che lancia. Il segreto è non lasciarsi paralizzare dalla paura e trasformare quella paura in benzina per un atto di coraggio, perché questo è quello che bisogna fare, non lasciarsi paralizzare. A Palermo maxi operazione contro il contrabbando di sigarette elettroniche, sequestrati 11 milioni di pezzi per 1 milione di euro, denunciato il distributore e sanzionati 11 negozi. Giusy Lazzara. C'è un nuovo contrabbando, una volta erano le bionde, adesso i nuovi prodotti da fumo. A Palermo scatta il blitz contro un giro illegale di sigarette elettroniche. La Guardia di Finanza ha sequestrato fra sigarette, cartine e filtri 11 milioni di pezzi per 770 kg. I prodotti, se messi sul mercato parallelo illegale, fruttavano 1 milione di euro. È emerso che un unico importatore di Partinico rifornisse tanti negozi di oggettistica e articoli per la casa. I finanzieri, seguendo le consegne
effettuate dall'importatore hanno scoperto anche 11 esercizi commerciali nel centro di Palermo che vendevano senza alcuna licenza, in totale evasione d'imposta sui consumi. I militari hanno notato la presenza di poche scatole esposte per la vendita di prodotti da fumo, in alcuni casi anche nascoste sotto i banconi, mentre il grosso dei prodotti veniva conservato in magazzini nelle vicinanze dei negozi pronti per essere venduti. I titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati, le attività segnalate alle agenzie delle dogane e dei monopoli per le sanzioni che prevedono anche la chiusura dei negozi. Scoperto così che ai canali ufficiali, che avevano come clienti le rivendite di tabacchi, c'era un vero e proprio mercato parallelo con a capo società gestite da extracomunitari. A Catania scene da Far West nel quartiere di Librino, dove sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco contro il Palazzo di Cemento. Ma nel quartiere non c'è solo criminalità, c'è anche arte e bellezza. Tonino De Mana. Scene da Far West a Librino con l'ennesima sparatoria che sa di avvertimento. In attesa che le indagini, in questo caso della polizia, facciano il loro corso, cresce l'allarme dei residenti che ieri sera intorno alle 21 hanno segnalato colpi d'arma da fuoco al viale Moncada 18. Numerose le chiamate al numero unico di emergenza 112 e l'intervento immediato della polizia che sopra alcuni garage ha rinvenuto un tappeto di bossoli di vario calibro, segno evidente che ad aprire il fuoco sono state più persone o comunque armi diverse. Dalla criminalità all'inciviltà, con un intero quartiere che affoga tra rifiuti con micro e maxi discariche presenti in ogni angolo e poco importa se lì vicino ci sono case o scuole. Sacchetto selvaggio colpisce di giorno e di notte. Da queste parti la raccolta differenziata non è mai decollata. Si butta di tutto con i mezzi, nella fattispecie di ecocar, che devono spostare la spazzatura stessa per pulire la strada. Ai margini resta ogni cosa, dai sanitari ai divani ed anche sedie. Una di queste è in bella mostra sul marciapiede, sullo sfondo l'ex Palazzo di Cemento. Da una sedia all'altra, dai monumenti al degrado ai monumenti alla grande bellezza, con l'enorme sedia fortemente voluta da Antonio Presti. Questa è la sedia gigante di un grande artista, Giancarlo Neri, con una luna in cima. Ecco la porta dei sogni di Librino. Questa è l'altra faccia di Librino, quella pulita e bella e soprattutto quella che piace. A Catania un deposito di droga è stato scoperto dalla polizia nel quartiere San Cristoforo durante un'attività di controllo del territorio. Arrestato un catanese di 45 anni per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato con 30 kg di marijuana per un valore di circa 300.000 euro. Alcuni giorni prima gli agenti avevano notato un sospetto via vai di scooter nei pressi di un garage in via Viadotto. Nel corso dell'attività di controllo gli agenti hanno fermato e sottoposto a controllo il 45enne che usciva dal garage con la propria vettura, all'interno della quale sono state trovate altre 5,5 kg di marijuana. A quel punto i poliziotti hanno esteso il controllo anche all'interno del garage, trasformato in un vero e proprio deposito per lo stoccaggio e il confezionamento delle dosi di droga. Si stima che il giro d'affari illegale abbia fruttato 1,5 milioni di euro. Gravissime carenze igienico-sanitarie, alimenti in cattivo stato di conservazione e prodotti alimentari non tracciati sono stati riscontrati dalla task force della polizia a Catania nell'ambito di un controllo in 2 wine bar e un ristorante rispettivamente in via Montesano, in via Enrico Pantano e in via Marchese di Casalotto. Carenze anche in termini di sicurezza per il cattivo funzionamento dell'impianto elettrico e il sistema di emergenza. Oltre 24.000 euro le sanzioni comminate. La Regione siciliana ha completato l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti. Il documento sarà ora trasmesso al Ministero dell'Ambiente e all'Unione Europea. I rifiuti speciali comprendono quelli provenienti da attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, sanitarie, da demolizione e costruzione, ma anche elettrodomestici, veicoli fuori uso e dispositivi elettronici. La produzione di rifiuti speciali in Sicilia è aumentata negli ultimi anni fino a quasi 9 tonnellate del 2022. Ancora ferma la vicenda del porto, siamo adesso a Gela, rifugio di Gela, tra burocrazia, promesse e ritardi che durano da anni. In città intanto è arrivata la visita della commissaria dell'autorità portuale della Sicilia occidentale, Annalisa Tardino. GR Italia.
Il porto rifugio di Gela continua a essere un cantiere solo sulla carta. Da anni si parla di lavori, tavoli tecnici e rilanci istituzionali, ma nulla di concreto è ancora partito. L'iter è bloccato tra burocrazia e lentezze amministrative. In città intanto è arrivata la neocommissaria dell'autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale. Annalisa Tardino, voluta dal ministro Salvini, ha visitato per la prima volta i porti di Gela, il porto rifugio e il porto isola, quello della bioraffineria. Prima però un passaggio in capitaneria e un confronto con il sindaco Terenziano Di Stefano e i vertici della Guardia Costiera. La Tardino ha promesso un cambio di passo, recuperare il tempo perduto e aprire un percorso rapido, concreto e orientato ai risultati per restituire centralità a un'infrastruttura che da troppo tempo è simbolo di immobilismo. Sto prendendo contezza dei luoghi, mi sono insediata da circa un mese e mezzo e questa, come le dico, è una prima visita operativa. Ci vuole una programmazione che certamente non si può fare in un mese dall'insediamento. Questa autorità di sistema ha sempre rispettato il cronoprogramma e gli obiettivi che si è opposto e certamente non è né mia intenzione né personale né come facente parte di una squadra quello di non rispettare un obiettivo che è nostro. Dal comune e dal comitato proposto però arriva un richiamo alla realtà. A quasi un anno dall'ultimo tavolo tecnico nulla si è mosso. Entrambi chiedono una verifica urgente con l'autorità portuale in presenza dei tecnici e con impegni precisi sui tempi. La commissaria ha assicurato un incontro a breve. Ci vedremo presso la sede dell'autorità a brevissimo. Ascolterò tutti perché è mio dovere ascoltare tutti e poi sceglieremo e decideremo come affrontare i problemi che riguardano questo porto e di conseguenza il territorio. Sul futuro la Tardino guarda anche la transizione energetica. L'idea è quella di creare un raccordo tra il porto di Gela e la bioraffineria, valorizzando il ruolo del porto isola, ma per adesso restano solo ipotesi su carta. Adesso una breve pausa, tra poco. A Palermo al via la campagna vaccinale antinfluenzale. L'ASP ha distribuito 115.000 dosi. Il direttore sanitario dice vaccinarsi è un esempio ma anche un dovere. Marco Gullà. Ha preso il via da Piazza Verdi a Palermo la campagna di vaccinazione antinfluenzale dell'ASP. L'Influ Day, organizzato dal Dipartimento di Prevenzione, ha visto la partecipazione di cittadini. Sono state 156 le vaccinazioni effettuate nel corso della giornata. A dare il buon esempio, sottoponendosi alla vaccinazione, sono stati anche il direttore sanitario dell'ASP di Palermo, Antonino Levita, e il direttore amministrativo Ignazio Del Campo. Intendiamo dare forza e vigore a questa iniziativa, in quanto la campagna vaccinale che si apre oggi è un'opportunità di protezione e di prevenzione. La vaccinazione è uno strumento estremamente utile e anche quest'anno vogliamo offrire ai nostri concittadini. L'ASP di Palermo ha già distribuito 115.000 dosi ai propri centri vaccinali, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. La distribuzione proseguirà nei prossimi giorni. Il vaccino è gratuito e disponibile per tutte le categorie a rischio, tra cui anziani, bambini, donne in gravidanza, soggetti fragili e operatori sanitari. È un dovere ma è anche un esempio. Noi ci crediamo e lo dimostriamo sottoponendoci alla vaccinazione. Lo abbiamo fatto al momento del Covid, lo facciamo tutti gli anni per dimostrare che la vaccinazione è un dovere ed è una opportunità per tutti noi. La nuova stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica ha aperto il suo palco con Extramania di Emma Dante, uno spettacolo fisico e simbolico che racconta l'umanità nella sua fragilità e nella sua forza. Veronica Barbarino. Un inizio di stagione visionario per il Teatro Garibaldi di Modica. Sul palco in scena Extramoenia, la nuova creazione di Emma Dante, regista e autrice palermitana tra le più intense e riconosciute del panorama teatrale italiano. Fuori dalle mura è il significato del titolo latino, ma anche la chiave di uno spettacolo che racconta l'umanità nella sua fatica, nei suoi desideri, nei suoi slanci d'amore e libertà. In scena 14 attori si muovono come un corpo unico, tra gesti, suoni e silenzi, raccontando la quotidianità come rito e la danza come atto di resistenza contro l'immobilità del mondo. Un teatro quindi che non si limita a raccontare, ma invita ciascuno a guardarsi dentro e intorno e a oltrepassare le proprie mura interiori. Breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio.
Eccoci al calcio, pareggio amaro per il Palermo che al Barbera non è andato oltre l'1-1 con la capolista Modena, sorpasso fallito. Marco Gullà. Doveva essere la gara del sorpasso e invece il Palermo si tiene stretto un pareggio. Al Barbera i rosanero non vanno oltre l'1-1 con il Modena, ma nella ripresa la formazione di Inzaghi è crollata atleticamente, concedendo il palcoscenico alla squadra di Sottil, apparentemente più pimpante e in forma rispetto ai rosanero. Il gol di Segre nel primo tempo aveva illuso, nella ripresa invece l'autogol di Beresischi ha riportato i siciliani sulla terra. Il campionato è difficilissimo. Non ci facciamo distrarre dalle chiacchiere, facile non è nulla, il Modena non è primo per caso, secondo me abbiamo fatto fino al 60° un'ottima partita, probabilmente potevamo fare il secondo, poi insomma Joronen ci aveva salvato in una situazione e sul gol probabilmente dovevamo essere un po' più bravi. Un Palermo che ha comunque mantenuto l'imbattibilità in campionato, restando al secondo posto e pareggiando una partita che l'anno scorso avrebbe probabilmente perso. È stata una partita molto equilibrata, combattuta, con occasioni per noi e per loro e siamo comunque contenti perché loro erano primi, è una squadra organizzata, squadra forte. E noi abbiamo dimostrato di essere lo stesso forti. Rosanero che torneranno in campo sabato a Catanzaro. Il Catania domina con la Salernitana e raccoglie una vittoria che vale per la prestazione, per la classifica e per la convinzione che regala al gruppo. Marco Carli. A conti fatti si capisce perché Toscano sorride dopo Catania Salernitana. Non è solamente per la vittoria, non è semplicemente il punto di distacco dalla vetta, ma la somma di emozioni che questa partita racconta e i dati che ne vengono fuori. La prestazione, concentrazione nel primo tempo, perfezione nella ripresa. I gesti tecnici, la punizione di Cicerelli vale da sola il prezzo del biglietto. A proposito, i quasi 19.000 del Massimino sono un dato conosciuto, ma sempre da rimarcare. Tornando ai gesti tecnici, il controllo e la conclusione di Forte, quarto gol in campionato, sono da attaccante ritrovato che può fare la differenza. E poi ci sono i numeri, a parte la classifica, gli 8 clean sheet in stagione oppure la porta inviolata nelle partite casalinghe. C'è un po' tutto questo che vale la soddisfazione finale dopo il 2-0. Ci godiamo questa vittoria, bella, importante, che secondo me incide più nella consapevolezza e nella fiducia della squadra piuttosto che nella classifica per la lunghezza ancora del campionato che c'è, perché da martedì ci aspetta un'altra partita importante e qui nel nostro stadio speriamo con questa gente che ci ha accompagnato anche oggi. E poi c'è la squadra, Aloi è pronto e se Caturano per via di un malano alla schiena deve stare in panchina, si è visto per la prima volta Rolfini che poteva anche rendere più ampio il risultato ma che come tutti ha raccolto solo sensazioni positive. Brividi proprio, ancora addosso ce li ho. È stata una bellissima giornata che mi porterò sempre dentro, è un esordio quasi perfetto diciamo, no però contenti, è stata una bella vittoria. Intanto nella settimana che porta al match col Benevento il Catania sarebbe pronto a rilanciare per Torre del Grifo, mentre Ierardi ha trovato l'accordo per il prolungamento del contratto fino al 2027. Trapani e Siracusa sono tornate senza punti dalle rispettive trasferte di Caravaggio e Caserta. Azzurri sempre più ultimi in classifica. Sergio Colosi. A Caravaggio il Trapani ha fallito l'esame di maturità. Dopo la buona prova di Cava, granate involuti e discontinui in Lombardia contro i giovani dell'Atalanta. Primo tempo da incubo, la difesa si scioglie in 7 minuti sotto i colpi di Manzoni e Levac. Reazione nulla, bergamaschi vicini al tris e il rosso al capitano Benedetti espulso per gioco violento è un altro segnale di una domenica da dimenticare. Non ha funzionato l'approccio, non siamo entrati in campo decisi, convinti come l'abbiamo fatto in altre partite precedentemente. Sicuramente ne assumo responsabilità di questa sconfitta perché non era quello che avevamo preparato in settimana, non siamo stati cinici, non siamo stati bravi, non siamo stati sulle gambe come l'Atalanta, sapevamo quelli che erano i pregi e i difetti e chiaramente è venuto a mancare qualcosa, c'è da rimboccarci le maniche, c'è da lavorare, c'è da riprendere per cercare già da domenica prossima essere pronti a battagliare in casa contro il Cerignola.
La prestazione positiva del Siracusa a Caserta potrebbe salvare la panchina di Marco Turati, ma non ha portato punti alla classifica degli azzurri, questa volta condannati dagli episodi. De Lucia con le sue parate firma la vittoria dei campani, maturata nell'ultima parte di gara con un tiro dagli 11 metri di Bentivegna. Tanta applicazione, una fase difensiva discreta e rare disattenzioni non bastano a cambiare la storia del campionato. I numeri, con 9 sconfitte in 10 giornate, condannano il Siracusa, oggi sempre più solo in coda, staccato di 5 lunghezze. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata, vi lascio alla rassegna stampa.